Ma buongiorno a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Sono in preparazione per il Giro del Veneto, molto probabilmente sarà l'ultima gara della stagione. Doveva essere circa un mese e mezzo fa, ma purtroppo era stato annullato in quanto l'organizzatore non stava tanto bene. L'hanno reinserito nel calendario e adesso siamo ormai a inizio ottobre. Si svolgerà dal 9 all'11 ottobre, quindi solamente 3 tappe. Gli altri anni era un po' più lungo, era 5 tappe se non sbaglio, con anche una cronometro, a volte individuale, a volte a squadre. L'ho fatto in passato con la Trevigiani, vi lascio qualche immagine qua per ricordare i momenti. E nulla, siamo in preparazione. Oggi è martedì, domani, mercoledì, partiamo nel pomeriggio, andiamo all'hotel che sarà un bel viaggetto, circa 4 ore e un quarto, 4 ore e mezza. Per cui oggi giorno di riposo perché ho corso l'altro ieri. Ieri ho fatto scarico, oggi riposo perché sarà una settimana abbastanza impegnativa con anche un appuntamento domenica che ancora non vi voglio spoilerare, ma se mi seguite sui social molto probabilmente lo metterò nelle storie. Adesso mi stavo preparando un po' di roba giusto per essere un minimo organizzato e volevo farvi vedere cosa c'è nelle mie valigie, nella mia borsa quando vado via per trasferte del genere e come vengono preparati i mezzi. E partiamo dalla bici che è già settata da gara, a parte il borsello che ovviamente lo toglierò. Devo dire abbastanza pulita, pensavo peggio, comunque le darò una lavata prima di partire. Qua ci sono borsone e valigia che mi porterò, il trolley. Ho lasciato fuori la pistola dei massaggi perché non mi servirà. Non mi servirà perché ci sarà il massaggiatore. Per cui anche da quel lato lì siamo tranquilli, una cosa in meno da portarmi. Vi mostro quello che dovrò far entrare dentro la borsa e il trolley. Di sicuro mi sarò dimenticato qualcosa, ma spero di ricordarmi entro stasera, massimo domani mattina. Allora, partiamo con le cose un po' più piccole. Allora, crema riscaldante, che in questo periodo è importante perché non si sa se fa freddo, fa caldo, ancora non si capisce. Portanumero, c'è ancora il numero della vecchia gara. Questo anche ce l'hanno dato tutti e non dobbiamo dimenticarlo. Ce ne sono altri, ma meglio non dimenticarlo. Qualche snack pre-gara, in questo caso un po' di mango essiccato che a me piace molto. Questo appena prima di partire, se ho ancora un po' di fame, mangio qualcosa così o delle caramelle generalmente. Poi proseguiamo con lo shaker con le proteine da prendere subito dopo la tappa. Anche qui subito dopo la tappa, dopo lo shaker, ci daranno penso delle vaschette di riso che prepareranno o del riso che prenderanno già pronto per il recovery meal immediatamente dopo la tappa per permettere al corpo di recuperare al meglio, essendo più tappe, quindi bisogna essere pronti per il giorno dopo e se non mangi subito entro la finestra anabolica diciamo che si recupera ma con più fatica. Poi abbiamo la crema immancabile per il fondello, quella serve sempre, i miei mitici cerottini nasali, senza questi ormai non riesco a partire in bici. Vi ricordo il mio codice sconto per acquistarli sul sito, mi raccomando, è anche un modo per sostenermi. Salviette per qualsiasi evenienza, qualsiasi uso, capitemi. Tenso spray, questo importato da un mio compagno danese, arrivano tutti queste skill, questi consigli.
Il tenso spray serve se siete fissati con l'aerodinamica, le maniche che salgono con questo non si muovono, e anche se ultimamente con questa nuova divisa non ho di questi problemi, ma meglio averlo che non averlo, ecco. Integratori, qua dentro mi porto tutte le pastiglie di integratori che devo prendere quotidianamente. Mini compressorino, questo devo dire è molto molto comodo, me l'ha regalato mia mamma e devo dire che lo sto usando parecchio, soprattutto adesso che ho le valvole corte che non escono abbastanza. Come vedete con la pompa normale non si riesce, e con questo qui che lo vado ad avvitare sulla valvola è perfetto, poi imposti la pressione che vuoi, accendi, lui va, quindi approvato. Occhiali che mi porterò anche, penso, quelli trasparenti, perché non si sa mai, se dovesse capitare una giornata brutta almeno ce li abbiamo. Ovviamente spille, queste non bisogna mai dimenticarle, ci devono essere sempre nel borsone. Gel e vari integratori che non sto qua a farvi vedere perché sono una caterva, soprattutto per 3 giorni, una montagna di gel, maltodestrine, penso mi porterò anche dei paninetti, perché se la tappa è lunga preferisco anche mangiare qualcosa. Ovviamente casco, scarpe da gara e da allenamento o di scorta in questo caso, perché anche qui per ogni evenienza siamo coperti, perché non si sa mai, andando via più giorni bisogna essere pronti a qualsiasi evento. Maglia dopo gara, polo e t-shirt. Nel caso dovesse far freddo, sempre delle ginocchiere 3/4, anche se non credo di usarle. Calze da riposo compressive. Importantissima la retina per fare la lavatrice. In questo caso sono 3 giorni, ma serve anche per 3 giorni. Quella non bisogna mai dimenticarla, ci deve essere sempre. Ovviamente fascia cardio con sensore, Garmin, vari caricatori che mi serviranno. Questo è un lubrificante ceramico per la catena, che anche questo qua è una figata perché me l'ha regalato un mio amico. Praticamente va a proteggere la catena da usura, pioggia, polvere, qualsiasi cosa, e rimane asciutta la catena, quindi non diventa nera, non si sporca, diciamo. Intimo, maglia traforata, smanicato, giacca più pesante invernale da usare magari prima della partenza se dovesse fare un po' più fresco, anche qui per ogni evenienza, non si sa mai. Calze, doppia calza da gara, doppia maglia, doppio pantaloncino, maglia termica nel caso dovessimo beccare del freddo. Beauty, questo qui è quello che ho piccolo da viaggio, ma penso mi porterò quello più grande perché almeno riesco a metterci più roba. Ovviamente con dentro tappi per le orecchie, quelli quando andate in hotel con gente con cui non siete abituati a dormire, portateli sempre, non si sa mai, beccate quello che russa e finita. Computer per penso editare qualche video e mandare le tabelle ai ragazzi che seguo, perché sì, vi ricordo che faccio il preparatore, se siete interessati andate a vedere la mia pagina, e per chi fosse curioso, interessato a sapere di più di questo, mi scriva senza problemi, in privato, se no c'è il numero sul biglietto da visita che ho creato. Telecamera Insta360, se riesco a fare qualche contenuto anche con quella meglio, perché penso vi vorrò portare all'interno di questa corsa tappe. E niente, questo qui è quello che andrà nella borsa e nella valigia. Spero di non aver dimenticato nulla. Nel caso
vi aggiornerò se mi verrà in mente qualcosa di nuovo. Ovviamente ruote di scorta, tutto quello che riguarda la bici sarà in furgone, quindi non lo devo portare io e penso basti così. Adesso vi mostrerò magari qualche chicca sui mezzi, cosa c'è nel furgone, cosa ci porteremo via e penso sia tutto. Che non lo sapevo che mi dimenticavo di questo, la cosa più importante perché in molti posti in cui andiamo per le gare spesso non c'è il bar o non ti fanno il caffè. In questo caso penso che ci sarà perché è un hotel normalissimo, quindi penso che a colazione ci sia il bar, però se ad esempio dopo la tappa dovessi aver voglia di un caffè, io o qualche mio compagno, sempre mia mamma mi ha regalato questa macchina del caffè portatile che è davvero una figata. Qua sopra c'è lo scomparto per l'acqua, si svita qua dentro, si mette la capsula e questo è il bicchiere in cui verrà erogato il caffè. Mi stavo dimenticando della cosa più importante per me, ovviamente. Già che ci sono, vi mostro come è allestita la mia bici, più nel dettaglio, l'avevo già mostrato in passato, ma voglio farvi vedere nel dettaglio perché qualcuno me l'ha già chiesto. Allora, questa è la mia Guerciotti Eclipse S della squadra con Ultegra 12 velocità elettronico, ruote QTC sempre della squadra, un marchio di Guerciotti, infatti fa anche manubrio, componenti eccetera eccetera. La sella è una sella Italia. Sulle le ruote ho deciso di allestirle in questo modo, soprattutto dopo che me l'ha detto il mio caro amico il danese, che diciamo che i nordici sono maniaci di aerodinamica, scorrevolezza e mi ha fatto notare attraverso un sito dove vengono elencate tutte le marche di copertoni, camere d'aria e viene assegnato un punteggio per la scorrevolezza, aerodinamica, resistenza, eccetera. E mi ha convinto ad allestire le ruote da gara in questo modo con camere d'aria della Vittoria in latex, quindi non quelle ultra leggere, ma queste qua che sono sì comunque leggere, non come quelle arancioni trasparenti, ricoperte con sembra tipo borotalco, e sono in teoria molto più scorrevoli e riducono l'attrito con il copertone. Una scienza che ancora devo ben capire. Copertone Continental Grand Prix 5000 TT. Sì, c'è scritto tubeless ready, ma va bene anche con la camera d'aria. È più scorrevole con la camera d'aria, ovviamente questo tipo di camera d'aria, quella classica, non conviene, cioè a questo punto è meglio fare il tubeless. Non sono un amante del tubeless, io l'ho avuto con altre squadre, non mi sono trovato tanto bene, preferisco rimanere su questa combinazione qua con la quale mi sto trovando davvero benissimo. E pedali Assioma Favero che mi stanno durando una vita, anche se il destro mi ha abbandonato definitivamente e quindi ho dovuto sostituirlo con un pedale normale perché la garanzia non me lo passa più. E niente, questa è la mia bici, staffa presa, dovrebbe essere della Bianchi se non sbaglio, perché le altre staffe che ho provato con le vibrazioni mi hanno rotto il Garmin ben 2 volte, quindi ho dovuto cambiarlo. E niente, questo era l'assetto della mia bici. Altra cosa importantissima che mi stavo dimenticando perché erano stesi fuori, i copriscarpe. Ovviamente bisogna guardare ogni tipo di marginal gain, per cui anche i copriscarpe aerodinamici questi ci vogliono. E poi sì, ovviamente anche io guarderò il meteo
per essere sicuro, ma dovrebbe andarci abbastanza bene questa settimana, altrimenti ovviamente antipioggia e copriscarpe per la pioggia, perché con queste temperature è meglio coprirsi bene, perché è un attimo prendersi qualche malanno. Dopodiché, per quanto riguarda quello che ci sarà in ammiraglia, inizio da qui, valigetta delle radio, e questa sarà importante non dimenticarla perché in gara servono. Qualcuno non le ha rimesse proprio in ordine preciso, dovrò metterle a posto prima di portarle via. Comunque queste qua è importante ricordarsele. In gara noi usiamo le radio senza le quali si può comunque fare, ma è un po' più comodo averle, perché se succede qualcosa, problema meccanico, abbiamo bisogno di acqua, gel, dobbiamo chiamarci tra di noi o sapere il vantaggio della fuga, almeno così è molto più semplice. Eccoci qua ragazzi, adesso abbiamo caricato praticamente tutto. Qua ci sono le bici, le ruote, cassetta degli attrezzi, tutti gli altri attrezzi, cavalletti. Poi abbiamo cuociriso con le borracce e qua c'è la parte frigo con tutta l'acqua. Qua dentro abbiamo pasta, riso per eventualità. Qua altre borracce, lavatrice, frigo, altre borracce nuove. Qua sopra cibo di scorta, non si sa mai, magari viene fame, cereali, integratori vari. E questo è il furgone, adesso noi tra poco partiamo. Ammiraglia tutto pronto, messo in ordine, non è ancora settata per la gara, quindi non ve la mostro, tanto questa qui è spoglia adesso.